Dal 4 maggio migliaia di imprese ed esercizi commerciali hanno rialzato le serrande. Come si sono organizzate? Che misure hanno adottato per accogliere in sicurezza i clienti? Ne abbiamo parlato con Peppe Mattu, imprenditore nuorese, che anche durante i 2 mesi di blocco totale ha garantito il servizio. Noi abbiamo sin dal primo momento, vista la situazione, messo in campo tutta una serie di strumenti che ci consentivano comunque di soddisfare le urgenze e le necessità della clientela. Quindi abbiamo incrementato il servizio di consegna a domicilio. Abbiamo attivato gli ordini telefonici, cioè il cliente naturalmente poteva con una semplice telefonata ordinare il prodotto che gli veniva consegnato a casa e lo poteva pagare a domicilio direttamente alla consegna, anche con strumenti di pagamento elettronico, perché i nostri addetti alle consegne sono stati prontamente muniti di POS portatili che consentivano di fare il pagamento. La nostra azienda era già pronta e salvo che non ci siano modifiche ai decreti eccetera, riteniamo di essere perfettamente in regola con le norme sanitarie vigenti, per cui il cliente può venire in negozio munito di guanti, mascherina, tutti gli operatori che servono il pubblico sono altrettanto muniti di guanti e mascherina, abbiamo il gel sanificante a disposizione oltre che del personale naturalmente del pubblico e a livello di pulizie l'azienda che cura la pulizia nella nostra azienda ovviamente ci fa le regolari sanificazioni come è prescritto che vengano fatte. L'intervista integrale andrà in onda nel telegiornale della sera.